Retata dei carabinieri tra San Marco e l'Arsenale, epicentro del commercio di borse contraffatte da parte dei venditori abusivi, ancora molto attivi nonostante l'estate sia ormai finita da un pezzo. L'operazione è stata organizzata dai carabinieri della Compagnia di Venezia con l'ausilio di personale del 4° Battaglione Veneto lungo le rive Schiavoni, Caridio, San Biasio e Sette Martiri. A entrare in azione pattuglie in borghese per evitare le famigerate fughe di massa attuate dagli abusivi alla vista delle divise. I militari in uniforme si sono tenuti in disparte, ma pronti a intervenire per dar manforte ai colleghi in caso di intemperanze dei venditori colti in flagrante mentre offrivano ai turisti borse contraffatte dei più noti marchi di abbigliamento. Diversi gli episodi di tensione che hanno reso necessario l'arrivo di questi rinforzi. Circa un centinaio i capi sequestrati per un valore complessivo quantificato intorno ai 4.000 euro. I reati contestati vanno dalla ricettazione al commercio di prodotti contraffatti. Per gli abusivi colti sul fatto scatterà il daspo urbano, ovvero il divieto di rimettere piede in centro storico in base al decreto Minniti dello scorso anno.